L'ultima riduzione nelle consegne di siero da parte di AstraZeneca non ha al momento effetti sulla campagna vaccinale in regione. Oggi in Friuli Venezia Giulia prime somministrazioni agli insegnanti. Sabato 6 marzo alla Tisana si sperimenterà la somministrazione di vaccini Pfizer da parte dei medici di base. Nonostante la carenza di professionisti sul territorio, la categoria vuole dare il proprio contributo. Saranno celebrati domani a Roma i funerali di Stato per Attanasio Iacovacci, dettagli dell'assalto riferiti dal ministro Di Maio alla Camera. Il Congo assicura collaborazione nelle indagini per chiarire l'accaduto. Bambini attenti alle macchine, mamme attente ai tacchi. Il singolare cartello installato nel nuovo parcheggio di Pordenone sta già facendo discutere e sorridere. Abbiamo chiesto un commento alle dirette interessate. Dal 22 al 24 maggio il Giro d'Italia arriva in regione, Cittadella Zoncolan, Grado, Gorizia, Sacile e Cortina, le 3 tappe. Il passaggio nei paesi e nei vigneti la novità per una cartolina dal mare alla montagna. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. I ritardi annunciati da AstraZeneca per quanto riguarda le consegne dei vaccini, almeno per il momento non avranno conseguenze in Friuli Venezia Giulia. Lo ha fatto sapere oggi il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. Intanto oggi in Friuli Venezia Giulia il via alle vaccinazioni per il personale della scuola. Sono iniziate questa mattina le inoculazioni del vaccino AstraZeneca al personale scolastico afferente all'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isuntina. Altissimo il numero di prenotazioni già da martedì, giorno in cui è stato possibile aprire la campagna vaccinale dopo le polemiche legate alla privacy e durate quasi una settimana con la regione che ha dovuto rivedere il progetto iniziale di andare direttamente negli istituti. Nel centro vaccinale del Dipartimento di Prevenzione nel Parco di San Giovanni viene fatta una iniezione ogni 6 minuti e ogni fiala contiene 10 dosi. Il secondo appuntamento è previsto a 10 settimane. A poco più di un anno dalla chiusura delle scuole, oggi i docenti vedono la luce e soprattutto, per una volta, vengono trattati come elemento portante della comunità. Sì, finalmente un po' di riconoscimento. Noi abbiamo aderito infatti subito e numerosi, non a caso oggi è il primo giorno di vaccino e siamo già qui. Non siamo ancora a pieno regime, però vorrei ribadire il fatto che noi abbiamo comunque lavorato sempre. Con molte classi funzionano molto bene anche le video lezioni, soprattutto con i ragazzi più grandi. Sono felice di farlo, di averlo fatto, perché forse si inizierà a vedere un po' di luce in fondo a questo tunnel del coronavirus. Sicuramente sì, e dopo ci sono tante altre sfumature, insomma, che portano, comunque crea un po' d'ansia lo stesso, quindi... Assolutamente sì, anche se devo dire io insegno alla primaria. Toccando il naso è stato un buon anno, noi abbiamo iniziato in presenza e continuiamo in presenza, grazie a Dio. Il vicegovernatore Riccardo Riccardi ha confermato come non ci saranno ripercussioni sulla diminuzione di consegne questa settimana da parte di AstraZeneca, mentre domani all'ospedale di Catinara, insieme al governatore Massimiliano Fedriga, al questore di Trieste Irene Tittoni e al prefetto Valerio Valenti inizierà l'inoculazione alle forze dell'ordine e armate della provincia. E sabato 6 marzo alla Tisana si sperimenterà la somministrazione di vaccini Pfizer da parte dei medici di medicina generale. Sono previste tra le 500 e le 1000 dosi. Nonostante la carenza di professionisti sul territorio, la categoria si è organizzata per dare un contributo alla campagna vaccinale. Possiamo fare la differenza, dicono i diretti interessati. La carenza di medici di medicina generale non è un problema nuovo. La federazione, che raccoglie professionisti dal settore, aveva già lanciato da tempo l'allarme. L'ultimo incontro in comitato aziendale, addirittura abbiamo dovuto consentire e pregare un collega che andava in pensione questo mese di proseguire per qualche mese in attesa di trovare un giovane collega sostituto al posto suo, altrimenti abbiamo il rischio che la popolazione rimanga senza assistenza. Il caso che ho citato proprio mi riferivo proprio alla Pulcinea, tanto per dire, insomma, una località come anche c'è anche a Palazzolo, come c'è insomma verso Cervignano. Ci sono purtroppo, ma perché mancano giovani colleghi, perché questo nasce, ripeto, da lontano
errore programmazione di medicina generale. Nonostante questo, anche in Regione i medici di famiglia si sono organizzati per dare il loro contributo nella campagna vaccinale. Il nostro coinvolgimento sicuramente cambierà il passo. Noi Finge abbiamo avanzato addirittura una proposta anche di fare una sperimentazione e appena proprio ieri mattina ci siamo sentiti, io il direttore generale mi ha chiesto insomma se è il caso possiamo fare una sperimentazione il prossimo sabato alla Tisana anche con l'utilizzo del vaccino di Pfizer, di darne un slot di 500 a 1000 vaccinazioni e la medicina generale farà questa sperimentazione, faremo il sabato del 6 una vaccinazione a tutta la popolazione. E intanto si comincia a pensare al prossimo DPCM che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, quindi comprenderà anche le festività pasquali. In vista dei prossimi provvedimenti è in programma per domani mattina un incontro informale tra governo e regioni. La bussola del nuovo DPCM sarà la salvaguardia del diritto alla salute. Lo ha sottolineato il ministro Roberto Speranza, annunciando che il prossimo decreto sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, comprendendo dunque anche le festività di Pasqua. E proprio in vista dei prossimi provvedimenti in tema di emergenza Covid è stato programmato per domani alle 9 un incontro informale del governo con le regioni. Dovrebbero partecipare i ministri alla salute Speranza e quello per le autonomie Maria Stella Gelmini. Nella comunicazione al Senato sulle nuove misure per il contrasto alla pandemia, Speranza ha sottolineato che solo il comune lavoro di tutte le istituzioni può portare a vincere la sfida che abbiamo davanti. Ho sempre auspicato un'unità nazionale contro l'emergenza, non c'è strada diversa, ha aggiunto, dopo aver ringraziato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In aula Speranza ha affrontato anche altre questioni. Non regge una proprietà dei brevetti perché il vaccino deve essere un bene comune e per tutti, ha detto. Poi un passaggio sul CTS, il Comitato Tecnico Scientifico. Tutto ciò che può essere fatto per renderlo più agile e tempestivo è sicuramente utile al nostro lavoro, ha affermato, giudicando positiva l'ipotesi di una comunicazione univoca e quindi di un portavoce. Quindi il ministro ha sottolineato come l'Italia si muova nel solco della linea europea improntata alla prudenza, alla cautela, considerando prioritaria la difesa del diritto alla salute. È una pericolosa illusione immaginare di poter vincere una sfida globale come la pandemia, ha dichiarato, senza una forte dimensione europea. 10 decessi, 503 contagi, questi i numeri emersi nelle ultime 24 ore per quanto riguarda l'evoluzione della pandemia da Covid. 317 positività sono emerse attraverso 5.912 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 5,36%. Altri 186 casi invece sono risultati tramite 3.700 test rapidi antigenici, 5,03% in questo caso il tasso di positività. I ricoveri nelle terapie intensive sono fermi a 58, seppur di poco scendono a 345 i pazienti negli altri reparti. Guariti o negativizzati 1.908 cittadini, 8.914 le persone che attualmente sono in isolamento. Analizzando l'andamento della pandemia nell'ultima settimana, per Fedriga i dati positivi confortano, ma l'importante ora è mantenere alta l'attenzione per evitare che la curva dei contagi possa subire nuove impennate. Rientrano in questo quadro di capillare vigile sorveglianza le misure per ridurre la variante inglese nell'Isontino, perché il diffondersi di questa forma di Covid rappresenterebbe di un serio rischio per la tenuta del nostro sistema ospedaliero. Si tratta di un fenomeno che, secondo Fedriga, non bisogna in alcun modo sottovalutare e che comporta un concreto pericolo anche per i più giovani. Quindi, pur nella consapevolezza dei disagi determinati da provvedimenti come la chiusura di una scuola, occorre mantenere alta la prudenza, conclude Fedriga. Saranno celebrati domani a Roma i funerali di Stato per Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, vittime dell'attacco in Congo. Parteciperà anche il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Stamattina il ministro degli esteri Di Maio
ha riferito alla Camera sull'attentato. Indaga la Procura di Roma e le autorità congolesi hanno garantito massima collaborazione per chiarire dinamica e responsabilità dell'accaduto. Non risparmieremo sforzi per arrivare alla verità sulla fine dei nostri connazionali in Congo. Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio, intervenendo questa mattina in aula alla Camera per riferire sull'attentato nel quale hanno perso la vita l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, di stanza al 13° Reggimento Friuli Venezia Giulia di Gorizia. È stato straziante ieri sera, ha detto in Parlamento Di Maio, accogliere a fianco del presidente Draghi e dei familiari le salme dei nostri 2 connazionali, vittime del vile agguato che ha stroncato le loro giovani vite e sconvolto quelle dei loro cari. Domani i funerali di Stato nella capitale. I nostri connazionali, ha riferito Di Maio, si stavano spostando da Kinshasa a Goma, un percorso di circa 2500 chilometri, nell'ambito di una missione delle Nazioni Unite legata ad un programma alimentare per le scuole. La nostra ambasciata è dotata di 2 vetture blindate, a bordo delle quali Attanasio si spostava con almeno un carabiniere a sua tutela. Il ministro degli affari esteri ha detto che 6 uomini con armi leggere hanno sparato dei colpi in aria e posizionato dei mezzi di traverso per bloccare il convoglio. Gli spari sono stati avvertiti da militari dell'esercito e ranger che si trovavano ad 1 chilometro di distanza e che subito sono accorsi. Gli assalitori, per convincere l'equipaggio a seguirli nella boscaglia, avrebbero sparato all'autista del mezzo, uccidendolo. Quando militari e ranger sono intervenuti intimando agli aggressori di abbassare le armi, questi ultimi avrebbero fatto fuoco contro Iacovacci, uccidendolo sul colpo, e contro Attanasio, ferendolo gravemente. L'ambasciatore sarebbe poi stato trasferito in ospedale, dove è morto. Abbiamo chiesto al segretario generale dell'ONU, Guterres, di fornire un rapporto dettagliato delle operazioni e l'apertura di un'inchiesta che chiarisca l'accaduto e in capo a chi fossero le responsabilità. La ministra degli esteri congolese ha assicurato massima collaborazione con l'Italia per far luce su responsabilità e dinamiche dell'attentato. Di Maio ha ricordato che sono in corso accertamenti anche da parte della Procura di Roma, su incarico della quale i carabinieri del ROS hanno svolto in Congo una prima missione investigativa, cui ne seguiranno altre. Quando l'ho conosciuto in Marocco ho capito subito che era una persona speciale, un diplomatico come non ne ho mai conosciuti. Così Fabrizio Nonis, il Becker, volto noto anche di Telefriuli, ricorda l'ambasciatore Luca Attanasio, di cui è stato testimone di nozze. Amava il suo lavoro, la sua priorità era aiutare gli altri, in particolare i più bisognosi. S'è fatto ben volere da tutti. Parlare di Luca Attanasio non è facile, perché per me è un amico di quelli che si conoscono nella vita e ti entrano come il destino te lo voglia riservare. Ci siamo conosciuti tanti anni fa in occasione del suo arrivo in Marocco come console. Ho capito subito che era una persona speciale, era un diplomatico atipico, non si doveva fare l'anticamera, prenotare o avere riverenze per poterci parlare o esporgli dei problemi o chiedergli un aiuto, perché lui era di una semplicità e di una disponibilità che ho ritrovato in pochi diplomatici. Era prima di tutto una persona che aveva a cuore il lavoro che faceva per aiutare gli altri, cercare di essere utile e dare positività e dare speranza, dare tutto il meglio che si poteva dare attraverso il ruolo che ricopriva da diplomatico. Si è fatto volere bene da tutti, ha veramente onorato nel miglior modo quello che può essere il ruolo di un diplomatico italiano. Era un grande sognatore di progetti veri, di progetti che fossero utili alle persone più bisognose. Il fatto di sapere che non ci sia più in questo modo a me ha fatto un grande dispiacere per lui, per la sua famiglia, che è una famiglia straordinaria, per sua moglie Zakia, che ha conosciuto in Marocco, per le figlie, per Sofia, Liliana e Miriam, e soprattutto perché lui è stato un amico che mi ha regalato delle sensazioni vere, soprattutto per quanto riguarda l'aiuto agli altri in paesi anche più poveri, più difficili.
La cronaca, un cittadino marocchino di 20 anni, regolare, richiedente asilo che vive a Udine, è stato accoltellato questo pomeriggio nella zona di Borgo Stazione in via Roma da un uomo con cui ha avuto un alterco in strada e che poi è fuggito. Sulle sue tracce ci sono adesso i carabinieri della radiomobile della compagnia del capoluogo friulano. Lo straniero è stato ferito ad un braccio con la lama di un taglierino in maniera non grave ed è stato trasportato in ospedale. È allerta valanghe in tutta la regione, in particolare a Piancavallo, dove si sono verificate 2 valanghe in 3 giorni. Ora si sta valutando di interdire in parte le piste. 2 valanghe nel giro di 3 giorni. È ad alto rischio parte delle piste di Piancavallo che, a causa delle alte temperature di questi giorni, le quali non hanno permesso alla neve di ghiacciare la notte, sono sotto l'attento occhio del Soccorso Alpino e di Promoturismo FVG. La prima valanga si è verificata attorno alle 12 di domenica 21 febbraio, coinvolgendo la pista Salomon appena sotto il Rifugio Arneri, sul versante sud del Monte Tremol. Ieri il secondo distacco di neve che ha interessato la medesima area. Questa mattina la zona è stata bonificata dai carabinieri sciatori della stazione di Aviano, dai volontari del Soccorso Alpino e dai tecnici di Promoturismo del polo sciistico. Per fortuna, le ricerche effettuate a viste con l'ausilio dell'ARTVA, capace di captare i segnali radio lanciati dai dispositivi che normalmente gli sciatori alpinisti portano con sé proprio per eventualità di questo genere, hanno escluso che la valanga abbia travolto persone. Già ieri la direzione piste di Promoturismo aveva sconsigliato la pratica dello sci alpinismo e delle ciaspole su tutte le piste del demanio sciabile percorribili al di sotto del versante sud del Monte Tremol, la pista Salomon, e dei monti Palatina e Colombera, ovvero la Nazionale Alta, provvedendo all'installazione di segnaletica di chiusure e pericolo valanghe proprio sulla pista Salomon a quota 1400, 1600 e 1630. Dal canto suo il comune di Aviano potrebbe a stretto giro di posta, visto che il pericolo valanghe è a livello 3, emettere un'ordinanza per l'interdizione di questa zona fino alla cessazione del pericolo. 6 cuccioli di cane barboncino toy e 3 di bulldog in precarie condizioni igieniche, senza documenti di trasporto, possesso e vaccinazione sono stati trovati dalla Polizia Stradale di Gorizia lungo l'autostrada A34 nel fine settimana. Erano nel bagagliaio di una station wagon fermata a Villesse, provenienti dalla Slovenia, in 2 contenitori di plastica. I cagnolini sono stati posti sotto sequestro. Il conducente, un italiano di 46 anni, è stato denunciato per maltrattamento di animali. Gli è stata contestata pure l'introduzione illegale nel territorio dello Stato di animali da compagnia. Un nuovo curioso ricorso è stato presentato al prefetto di Udine dal legale di un elettricista, sanzionato dai carabinieri di Mortegliano dopo essere stato trovato all'interno di una pizzeria al Trancio di Pozzuolo dopo le 18. L'uomo stava installando telecamere di sorveglianza quando sono passati i militari dell'Arma. Gli agenti hanno visto l'artigiano in abiti da lavoro e con la cassetta degli attrezzi, intento a lavorare. Ha spiegato il legale dell'elettricista Santo Tutino. Unico neo è che il gestore ha offerto all'artigiano un trancio di pizza. Da qui il motivo delle sanzioni che, fa sapere l'avvocato, sono state rilasciate solamente qualche giorno sia ai danni del cliente lavoratore che al titolare della pizzeria. E c'è attesa spasmodica da parte degli operatori del cinema e dello sport per le decisioni da parte del governo sulla riapertura di sale, palestre e piscine. Voci che corrono, speranze che si alimentano e poi si spengono. Chi gestisce palestre, piscine e sale cinematografiche vive costantemente in attesa di notizie confortanti sulla possibilità di riaprire, ma la preoccupazione che le varianti del Covid-19 rendano il virus più contagioso rispetto all'origine comporta ulteriori precauzioni e misure maggiormente restrittive. Sabrina Baraccetti, presidente del CEC, è scoraggiata dopo aver appreso notizie in merito a possibili ulteriori restrizioni in caso di riapertura delle sale, cosa che comunque al momento pare lontana. L'indicazione a mantenere 2 metri di distanziamento e a usare le mascherine FFP2. Accettiamo tutto pur di riaprire al più presto, continua Baraccetti, tanto più che al visionario siamo già attrezzati per la ripartenza, sia per garantire la sicurezza in sala che per i prodotti da proporre. Dal canto suo il delegato regionale dell'Associazione Nazionale Impianti Fitness e Sport, Roberto Bolelli, confida nella nomina di un nuovo sottosegretario allo sport.
Siamo quotidianamente in attesa spasmodica delle nuove decisioni sulle possibili riaperture delle strutture sportive e delle piscine, dove lo spazio a disposizione per ogni fruitore passerebbe da 7 a 10 metri quadri. Più il tempo passa, maggiore il rischio di perdere per strada decine e decine di associazioni che in Friuli Venezia Giulia sono particolarmente numerose ma difficili da censire perché non tutte operano nella propria palestra. A questo punto, conclude, è indispensabile che almeno si accorcino i tempi di erogazione dei rimborsi. E intanto slitta a maggio la ripartenza completa del Trieste Airport. Un calo complessivo di passeggeri del 73,3% con un margine operativo lordo di 400.000 euro, una perdita tra ammortamenti, tasse e oneri finanziari di circa 1,5 milioni. Se il quadro economico in un contesto drammatico legato alla pandemia ha tenuto, la vera sfida del Trieste Airport è tutta su come ripartirà il mercato dell'aeronautica tra i più devastati causa Covid. Il punto della situazione è stato fatto dal presidente Antonio Marano e dall'AD Marco Consalvo durante i lavori della quarta commissione del Consiglio regionale presieduta da Mara Piccin. A chiedere l'incontro il Movimento 5 Stelle, che ha manifestato preoccupazione per la crescita degli scali di Venezia e Treviso. Dopo le garanzie sulle tenute dei conti economici almeno fino al 2023, Consalvo ha fatto il punto sui voli e il ritorno alla normalità non avverrà comunque prima del 2024-2025. Ryanair ha cancellato aprile per poi a maggio, pandemia permettendo, reintrodurre le 8 tratte in Italia, a cui si aggiungono altri vettori come Volotea con destinazioni Napoli, Bari, Catania, Cagliari, Olbia, Trapani e forse Palermo, a cui si aggiunge Londra. Con Lufthansa si lavora al collegamento con Francoforte, 6 voli alla settimana, resta poi il nodo Roma con Alitalia, ora con 5 voli alla settimana che diventeranno 7 da marzo e 2 al giorno da aprile. Si punta anche a introdurre, sempre tramite la compagnia di bandiera che ha gli slot, ma con altro vettore, di un collegamento con Linate. Proprio la situazione all'Italia è stata indicata da Consalvo come preoccupante, stanno pagando solo i fornitori di carburante. Il futuro della compagnia è ormai sempre da scrivere, ma Consalvo ha garantito che ci sono altri operatori eventualmente interessati al collegamento con Roma. Il presidente Marano ha parlato di grandi opportunità grazie al polo intermodale ora sottoutilizzato, mentre le sinergie con Promoturismo e FVG vanno tradotte in un'efficace collaborazione commerciale per la promozione del territorio con un percorso condiviso. L'assessore alle finanze Barbara Zilli ha confermato la volontà dell'ente di supportare l'aeroporto, mentre Graziano Pizzimenti, con delega alle infrastrutture, ha spiegato che occorre definire le modalità che permettano di portare più persone in Friuli Venezia Giulia in relazione al nostro sviluppo turistico. C'è fermento tra gli istituti tecnici superiori della nostra regione dopo le dichiarazioni di Draghi in Senato. Draghi chiama, gli ITS del Friuli Venezia Giulia rispondono. Nel suo discorso programmatico il Premier ha auspicato una riorganizzazione degli istituti tecnici superiori, così da far fruttare il 1,5 miliardi di euro destinato a queste scuole dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, una sfida che il territorio è pronto a cogliere e a rilanciare. Quando si dice ITS c'è un tema di conoscibilità di questo settore. Sono gli ITS Kennedy a Pordenone, il Malignani a Udine e il Volta e l'Accademia Nautica a Trieste. Sono 4 fondazioni che ora devono fare il salto di qualità, devono imparare ad essere ancora più trasversali e a incrociare in misura ancora maggiore le loro competenze con le competenze delle imprese. Dopo il discorso del Presidente Draghi che va sul concreto, siamo molto più ottimisti di ieri che con questo supporto e con il supporto dell'Università di Trieste e di Udine, messi insieme con l'ITS, potremo procedere su questa strada. Sono ottimista. Lo faremo, lo proporremo, lo stiamo proponendo, che ciò venga fatto attraverso una fondazione allargata ITS Università, con la partecipazione del privato e del pubblico, quindi un team up pubblico, privato, scuola, che insieme orientano, educano in relazione alle esigenze del territorio. E anche di istituti tecnici superiori si parlerà nella puntata di questa sera di Elettroshock, in onda a partire dalle 21, scuola tutti al lavoro, questo il titolo della puntata. Al centro della trasmissione le sfide che attendono il mondo della formazione e quello della produzione, tra loro in dialogo costante per immaginare e sperimentare soluzioni che si traducano in opportunità per i giovani e per le imprese.
Mamme attente ai tacchi, è questo l'originale cartello che è stato posto al parcheggio comunale di Pordenone, da poco inaugurato. Siamo andati a vedere perché e anche a sentire le reazioni che questo cartello ha scatenato. Mamme, attenzione ai tacchi. Il cartello è comparso al Parco Vesalio a Pordenone, inaugurato un paio di giorni fa per servire la scuola media Terzo Drusin e l'elementare Gozzi. Una scritta che nel contempo avvisa i bambini a prestare attenzione alle vetture, che non è passata inosservata. Io abito nel condominio qui di fronte e li ho trovati molto originali e molto simpatici. Il comune l'ha apposta perché, in attesa che nasca l'erba, la terra sui parcheggi a nido d'ape potrebbe creare qualche problema a chi indossa il tacco 12, ma anche meno. Questi cartelli sono simpatici, però attenzionano un po' quello che è il pericolo di questa pavimentazione. Io i tacchi li porto solitamente, oggi però non li indosso. Con questa pavimentazione non è bene camminare con i tacchi. Insegnanti, mamme e residenti la guardano pensierose, c'è chi storce il naso e chi la butta sul ridere. La maestra qua, la Gozzi, cartelli mi sono stupita anch'io, simpatici forse, e non forse così utile quella del tacco, quella dei bambini attenti alle macchine sicuramente sì. Per me niente tacchi, quindi non è un mio problema il tacco. Ma è la saggezza del nonno, che va a prendere il nipotino a scuola, a emettere la sentenza. Questi cartelli simpatici veramente, che danno delle indicazioni per le mamme che hanno i tacchi, anche se penso che non vengano molto con i tacchi a prendere i ragazzi a scuola. Insomma, per parcheggiare in via Vesalio, scarpe da ginnastica tutta la vita. E per finire parliamo del Giro d'Italia del 2021. Saranno 3 le tappe che in qualche modo toccheranno il Friuli Venezia Giulia. Ci saranno una wine stage, una tappa dedicata a Dante nella corsa rosa presentata oggi. Poi il Friuli Venezia Giulia sarà capace di unire da solo 2 ingredienti, i vini del Collio e la poesia del ciclismo, quella forse non di un inferno, ma comunque di un purgatorio, paradisiaca alla vista, sofferente sui pedali. La settimana numero 2 del Giro 104 si chiuderà in Friuli Venezia Giulia ed è ancora la nostra regione che aprirà l'ultima, da Sacile la tappa Regina, con Fedaia, Pordoi e Giau, verso una cortina con vista olimpica che da bianca si farà rosa. Il 22 maggio start da Cittadella per la tappa numero 14 che, passando per Conegliano, punterà sulla provincia di Pordenone, entrando a Caneva, salendo verso Maniago e Valtramontina, dal passo Rest, Gran Premio della Montagna, passerà in quella di Udine per scendere a Villa, risalire a Sutrio, lungo la strada vecchia, quella che passa da Zuglio, entrare nei paesi e rendere omaggio poi a quella salita che nel 2003 fece scoprire al mondo il Kaiser. La neve ora in cima, a maggio si spera un tappeto seppur distanziato di tifosi. Domenica da Grado una tappa articolata per Finisher, un circuito finale ospitato dalla Brda, il Collio sloveno, da ripetere per 2 volte e mezza, prima di dirigersi verso Gorizia, Nova Gorizia. Insieme arrivo, così come insieme saranno capitale europea della cultura nel 2025. Lunedì niente riposo, dopo i 417 chilometri del weekend regionale, le Dolomiti, dalla delicatezza signorile della cittadina sulivenza alle aspre ma ugualmente nobili cime del ciclismo. Torneremo a parlare di Giro d'Italia tra poco con Sport FVG. Dopo le news sportive, l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.